Bene, voltiamo pagina. Se parliamo di progetti in Love, parliamo di interessantissimi progetti che riguardano il turismo in Veneto. Per questo abbiamo avuto il piacere di incontrare Federico Caner, assessore alle politiche turistiche di Regione del Veneto. Veneto tra le mete turistiche più conosciute e ambite al mondo, la regione più accogliente d'Italia e la prima assoluta in termini di presenze turistiche. Grazie al suo patrimonio culturale, ai suoi paesaggi e alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze, di presentare ai visitatori numerose offerte, dal turismo dell'arte a quello balneare, dal termale allo sportivo, ma anche dalla montagna alla campagna. Proprio sulle Dolomiti si è concentrato il progetto della Regione Veneto, un'iniziativa nata dopo l'esperienza più che positiva proposta sul litorale e sul lago di Garda. In BIT abbiamo presentato anche questa nuova iniziativa che si chiama Dolomiti in Love, quindi i posti più belli dove innamorarsi nelle Dolomiti. Questo è un progetto che segue altri due eventi che abbiamo fatto in Regione Veneto. Uno si chiama Jesolo in Love e Lago di Garda in Love, che sono stati presentati assieme poco tempo fa a Venezia, e quindi una sorta anche di filo conduttore tra la costa veneta, no? Quindi all'estremo est della regione, e il lago di Garda all'estremo ovest, dando delle possibilità, delle manifestazioni, delle indicazioni sui luoghi da poter visitare, insomma l'enogastronomia, tutto ciò che rende questi posti indimenticabili e che fa vivere un'esperienza soprattutto alle coppie che vogliono rilassarsi. Speriamo che questo aiuti anche alla natalità, e le Dolomiti hanno seguito questo percorso creando appunto le Dolomiti in Love, quindi i posti più suggestivi, più belli, più romantici dove vivere un'esperienza di questo tipo. Ovviamente noi lanciamo Dolomiti in Love, quindi legata principalmente all'obiettivo, insomma il target sono le coppie, ma in realtà sono posti splendidi da andare a visitare per tutti, quindi per le famiglie, per le persone che desiderano vedere dei posti belli, incontaminati. Ad attrarre visitatori in Veneto ci pensa inoltre il sistema golf regionale, che entra ufficialmente nel Gotha delle mete europee come migliore destinazione in Europa per gli appassionati di questo sport. C'è un progetto molto importante, anche qui una rete di impresa che si è creata in Veneto. Ricordo che il Veneto ha circa 40 campi da golf, 28 dei quali sono a 18 buche, quindi diciamo che è il numero considerato più attrattivo per il turista internazionale, e quindi è una regione che offre un prodotto turistico nuovo, importante, anche perché nel 2022 ci sarà la Ryder Cup in Italia, quindi questo evento golfistico molto importante, quindi il Veneto si presenta a questo appuntamento attrezzato.